governo annuncia un dossier sui Rom per censire la loro presenza in Italia. Dal Veneto l'attacco del deputato PD Domenech, sparata elettorale, la Lega replica, c'è bisogno di sicurezza. Ed era stato aggredito da un Rom, l'insegnante delle scuole medie di Paesi, colpevole di aver rimproverato un suo alunno. Il ragazzino, malgrado l'episodio, è stato promosso e il professore ha deciso di chiedere il trasferimento. Ennesimo infortunio della Marca, 22enne travolto dal muletto alle Wonderland di Olmi di San Biagio di Callalta, il giovane grave in ospedale. Razzia dei ladri nell'auto di una coppia, a Volpago sparito anche il corredo di vestitini per la figlia che deve nascere a breve, la rabbia della mamma su Facebook. Traffica di incidenti nella Marca nelle ultime 12 ore, 8 feriti, finita all'ospedale tra Pedroba, Vittorio Veneto, Godica, Sant'Urbano e Susegana, e a Silea un'auto rischia di finire nel fiume per un freno a mano non tirato. Il mormo degli ulivi, la regione si attiva per studiare il problema che sta mettendo a rischio la produzione tra Pedemontana e Bassanese, in campo anche l'Università di Padova. Ascolti il record per la nostra emittente della lunga diretta del raduno Triveneto di Delpini a Vittorio Veneto, festa d'emozione con le penne nere, il sindaco Torona annuncia, ora vogliamo la donata nazionale. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque in primo piano l'annuncio, le parole del ministro dell'Interno Salvini, un dossier per censire i Rom, parole che riaccendono le polemiche nei confronti del leader della Lega, anche in un Veneto e soprattutto in una Marca dove il tema Rom è tra i più sentiti. Dopo i migranti, i Rom. Il Matteo Salvini, ministro dell'Interno, e quelle decisioni che rimbombano come tuoni nel bene e nel male, suscitando in egual misura feroci polemiche e accorati applausi. Dai porti chiusi al censimento dei Rom, quello che annuncia ai microfoni di Tele Lombardia. Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione Rom in Italia perché dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è il caos. E poi continua una ricognizione sui Rom in Italia per vedere chi, come, quanti, ossia facciamo un'anagrafe. Per Salvini gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra gli stati. E i Rom italiani? Il titolare del Viminale taglia corto, i Rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa. Ce n'è abbastanza per dare fuoco alle polveri, tema delicato, molto sentito in un Veneto dove il dibattito sui campi Rom è acceso da tempo, dal Padovano al Vicentino alla Marca trevigiana, così come la questione sicurezza. Ma per gli esponenti del PD Veneto quello di Salvini è soltanto uno spot. C'è un ministro degli interni che dovrebbe finalmente passare dal momento della campagna elettorale, quindi battere slogan a tutto spiano, al momento di una proposta vera e propria. Io vedo in tutte queste iniziative tanto di campagna elettorale, tanto di slogan, ma poca concretezza. I Rom, innanzitutto iniziamo a dire che gran parte della popolazione è italiana, quindi sono italiani. Adesso vorrei capire cosa significa mettere un vincolo rispetto alla libertà di azione di cittadini italiani. Cosa diversa invece è iniziare a fare un ragionamento serio sulle periferie urbane delle nostre città e mettere in ordine dei campi che sono in situazioni di fatiscenza. Sono slogan a effetto, di cattivo gusto e inquietanti dunque per il PD. Dal neo sottosegretario leghista e trevigiano Franco Manzato invece una difesa che nasce dalla semplice constatazione dei fatti. Se c'è questa necessità vuol dire che prima non c'era nessun tipo di censimento. Sapere quali sono e chi sono le persone che vivono in Italia, cittadini e non, che vivono in Italia, soggiornano in Italia oppure in modo regolare e regolare sono in Italia, dobbiamo in qualche modo averlo. Avevamo detto questo in campagna elettorale, lo stiamo facendo, una cosa molto semplice, non c'è nessun tipo di azione contro una certa etnia o contro l'immigrazione in generale, ma sicuramente il controllo del territorio, perché la sicurezza è una delle priorità dei cittadini e soprattutto veneti. Nel pomeriggio, nel frattempo, lo stesso Salvini ha precisato, anche dopo le polemiche che si erano suscitate, non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno, il nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi Rom. Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si preferisce introdurli alla delinquenza e vogliamo, continua Salvini, anche controllare come vengono spesi i milioni di euro che arrivano dai fondi europei. Nel frattempo nella Marca è polemica sul test del DNA ordinato dalla Procura su alcuni carabinieri, quelli presenti la sera della sparatoria che portò, lo ricorderete, a Vedelago alla morte di un giostraio in fuga dopo l'assalto a un bancomat. Hanno dovuto fornire il loro DNA su richiesta del pubblico ministero. Non banditi, ma carabinieri.
alcuni militari della compagnia di Castelfranco, perché la procura di Treviso vuole accertare con la massima esattezza di chi siano le tracce biologiche trovate sulla pistola giocattolo rinvenuta in un campo a Barconna, a poca distanza dalla scena dello scontro a fuoco in cui venne ferito il giostraio 36enne Manuel Maior, in fuga dopo l'assalto al bancomat nella notte del 22 aprile 2017. Colpito a morte, spirò 4 giorni dopo, dalla guardia giurata Massimo Zen. Una vicenda sulla quale si scatenò un forte dibattito sul tema della legittima difesa. Secondo le prime ipotesi investigative, quella pistola era stata abbandonata lì dai complici di Maior, ma dagli ambienti dei giostrai si è sempre sostenuto che non fosse così. Il dubbio, evidentemente, è che l'arma sia stata messa ad arte sul posto, forse un depistaggio per avvalorare la reazione della guardia. E anche per eliminare questo terribile tarlo che il PM ha ordinato il test del DNA sui militari presenti in quel momento sul posto, per capire se lo stesso DNA appartiene a uno di loro, o a uno dei complici di Maior, oppure se resterà sconosciuto. In ogni caso, dalle perizie del RIS di Parma sull'auto dei banditi è emersa la presenza di polvere da sparo nell'abitacolo, un elemento compatibile con la presenza di una vera arma, quella che avrebbe scatenato la reazione della guardia giurata. Resta invece il giallo su quell'arma giocattolo e inevitabilmente la decisione della procura, con l'accertamento ai carabinieri, ha acceso in queste ore più di qualche malumore e polemica. E lo ricorderete, era stato aggredito da un papà rom, l'insegnante delle scuole medie di paese, colpevole suo malgrado di aver rimproverato un suo alunno. Il ragazzino, malgrado quell'episodio, è stato promosso e allora il professore ha deciso di chiedere il trasferimento. Non è un problema di nomadi o non nomadi, il problema è che quando si viene a scuola le regole devono valere per tutti. Che ad aggredirlo a scuola sia stato un rom, padre di un alunno che aveva semplicemente rimproverato un paio di giorni prima, non ha importanza per Giuseppe Falsone, insegnante di matematica alle scuole medie Casteller di Paese, picchiato lo scorso dicembre. Il problema, dice, è ben altro. L'unico ad averci rimesso finora, finendo sotto procedimento disciplinare, è stato proprio lui, il professore. Il ragazzino, infatti, a differenza di quanto accaduto in un'analoga situazione nel Padovano, è stato promosso. Lui non deve assolutamente pagare per le colpe dei genitori, sono assolutamente d'accordo con questo, ma le responsabilità c'erano di questo ragazzo, non erano solamente colpa dei genitori. Cioè è stato lui a dichiarare delle cose false e a chiedere l'intervento dei genitori e a rincarare comunque la dose quando è tornato a scuola dicendo che i miei genitori gliene hanno date troppo poche. La scuola, prosegue Falsone, ha avvallato il comportamento del ragazzino, anche da qui la decisione di chiedere il trasferimento. Non trovo che sia un ambiente favorevole comunque al mio lavoro, considerando il modo in cui è stata gestita tutta la questione, e poi ribadisco, secondo me il messaggio che è stato mandato non è dei migliori, è in aperto contrasto anche con quello che è successo nelle altre scuole. Fa discutere su Facebook la rabbia di una mamma derubata. È successo quando hanno sfondato il finestrino dell'auto parcheggiata fuori dal ristorante, rubando all'interno anche il corredino per la nascitura, la figlioletta che una coppia di Nervesa della Battaglia attende. Proprio per essere pronti a tutto, anche una nascita improvvisa, i due futuri genitori tenevano in macchina tutto l'occorrente da portare in ospedale, compresi body, tutine per la piccola. Il furto è venuto l'altra sera fuori da un ristorante di Volpago del Montello, con la futura mamma che si è poi, dicevamo, sfogata su Facebook definendo i ladri vili e meschini e chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi vivo con la famiglia o con i carabinieri. Adesso ancora la cronaca e purtroppo ancora un grave infortunio nella Marca trevigiana. Sono serie le condizioni di un 22enne di Paese rimasto coinvolto questa mattina intorno alle 9:20 all'Leroy Merlin di Olmi di San Biagio di Callalta in un grave infortunio sul lavoro. Il giovane dipendente ha subito uno schiacciamento causato da un mezzo in movimento. Sarebbe stato un muletto mentre effettuava una retromarcia a investire il ragazzo che ha riportato gravi traumi. Immediatamente è partita la chiamata al SUEM 118 con l'ambulanza arrivata in pochi minuti nel parcheggio del centro commerciale. Il 22enne stabilizzato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello dove si trova ricoverato, non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Per la Marca l'ennesimo infortunio sul lavoro in questo 2018 in cui il fenomeno è tornato di drammatica attualità, tanto da suscitare la dura reazione dei sindacati. Sull'episodio indagano gli ispettori dello Spisal. Cambiamo argomento. Per primi la scorsa settimana abbiamo raccontato l'allarme degli agricoltori e soprattutto del settore che si occupa dell'olio d'oliva per il misterioso morbo che ha colpito le piante devastandole nella pedemontana del Grappo, morbo per ora sconosciuto. La Regione, fa sapere l'assessore di comparto Giuseppe Pan, si è già mossa per studiare il problema e anche i possibili interventi.
Speriamo che sia circoscritto alle piante che finora abbiamo visto, perché altrimenti sarebbe un grave danno per il nostro oliveto. Così ai nostri microfoni Bruno Bernardi, già direttore dell'Aprolav, investe in questo caso di semplice coltivatore di ulivi nell'Asolano. Un morbo ancora da individuare sta decimando le piante della pedemontana trevigiana, un allarme, l'ennesimo proveniente dal settore, di fronte al quale la Regione risponde facendo sapere di essersi già mossa con l'Università di Padova per studiare il fenomeno e le possibili soluzioni. L'anno scorso è stato un anno molto difficile per le condizioni climatiche, ha colpito l'olivicoltura, soprattutto la pedemontana, con questa cascola che ha fatto praticamente cadere il 100% delle drupe dell'olio, degli olivi, e quindi non è stato quasi prodotto nulla su tutta la pedemontana, diciamo da Vittorio Veneto fino a Asolo. Quest'anno abbiamo condizioni simili, ma dovute a un tempo anche molto piovoso, e quindi io ho incontrato le associazioni appunto dei produttori per trovare insieme all'Università di Padova, in particolare con il CREA e altre situazioni, uno studio per provare uno studio per capire le cause di questa malattia. A volte sono cause dovute al clima, a volte sono dovute magari a qualche parassita, qualche fungo eccetera. Adesso valuteremo quali sono le cause per fare poi gli interventi che dovremmo essere fatti. 1 migliaio di ettari di terreni coltivati, 600 aziende, l'ulivocoltura è una fetta della nostra agricoltura ormai irrinunciabile, dice Pan, un'eccellenza che non ha nulla da invidiare ad altre zone di produzione più conosciute, dalla Puglia all'Umbria alla Liguria. Olio di grande qualità, pregiatissimo, piccole quantità, e quindi che noi dobbiamo difendere perché danno un valore aggiunto grandissimo alle nostre aziende produttrici. La piaga adesso degli incidenti stradali, una raffica nelle ultime 12 ore lungo le strade della Marca. Raffica di incidenti sulle strade trevigiane verso le 19 di ieri sera. A Pederobba, lungo la Feltrina, 3 automobili sono rimaste coinvolte in un terribile schianto provocato da un sorpasso azzardato. 5 le persone ferite, fra cui un 50enne in condizioni gravi, che è stato ricoverato al Cafoncello di Treviso. Le operazioni di soccorso si sono andate avanti fino a sera inoltrata, viabilità della zona in tilt. Code rallentamenti anche questa mattina in A27 a Vittorio Veneto lungo il tratto del Fadalto. L'incidente è accaduto intorno alle 6. È stato causato dal ribaltamento di un mezzo di sollevamento dal pianale che lo stava trasportando. Sempre in mattinata, caos in via Roma, Godega di Sant'Urbano lungo la statale 13 Pontebana verso le 8 per motivi ancora da accertare. Un auto articolato della Superbeton è finito contro il retro di un mezzo della Savno mandandolo in un fosso. Fortunatamente i 2 conducenti hanno riportato soltanto ferite lievi. Ancora paura infine poco prima di mezzogiorno a Colfosco di Susegana, all'incrocio tra le strade provinciali 34 e 138, dove una donna a bordo di una Kia Picanto è stata centrata dalla Fiat Panda che sopraggiungeva proveniente da Falzè di Piave, guidata da un uomo. In serie condizioni la donna, trasportata al Cafoncello con l'elisoccorso. Ma non è finita, perché vediamo adesso le immagini dell'auto che i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare ieri sera all'osteria Lanea sulla Restera a Silea, dove un incauto avventore ha evidentemente scordato di tirare il freno a mano alla sua auto parcheggiata a ridosso del Sile. Erano le 22:30, inevitabile chiamare i soccorsi. Fortunatamente la macchina, come si vede, è rimasta in bilico, così che i vigili del fuoco sono riusciti a metterla in strada praticamente senza alcun danno, cosa che ovviamente non sarebbe successa se il mezzo fosse finito in acqua. Adesso la politica cittadina, la politica del capoluogo della Marca, con il neo sindaco di Treviso Mario Conte, che è al lavoro sulla squadra di giunta con gli ultimi ritocchi. Sarà una giunta di altissimo livello, come avevo già detto in campagna elettorale, saranno ognuno in base alla propria professionalità, si occuperà delle deleghe che verranno assegnate, che saranno esattamente corrispondenti alle proprie caratteristiche. Così oggi il neosindaco di Treviso Mario Conte annuncia la presentazione del suo staff di giunta. Sui nomi ancora non si sbilancia, ma si vocifera siano già 6 quelli certi, a cominciare dal vice sindaco, il forzista Andrea De Checchi. Quindi Sandro Zampese, già capogruppo della Lega con l'amministrazione Gobbo e già presidente ACTT. New entry come assessore anche per Alessandro Manera,
curatore di tutta la campagna elettorale del sindaco, di cui tra l'altro è grande amico. Un assessorato anche per Christian Schiavon, già presidente di ATS, quindi un assessorato per l'indipendentista Silvia Mizzetto ed infine per la manager nell'ambito culturale Lavinia Colonna Preti. Credo che i primi giorni della settimana prossima ufficializzeremo i nomi. Ma assicura il primo cittadino ci sarà più di una sorpresa che giungerà dall'esterno, ovvero che non ha partecipato alla corsa elettorale. C'è anche più di uno, non è detto, io ripeto, conta la professionalità. Quindi se troverò le professionalità all'interno della liste che mi hanno sostenuto, bene, altrimenti non mi farò problemi a pescarli dall'esterno. Tutti saranno uniti sotto un'unica caratteristica e non soltanto di bandiera, precisa il sindaco. In più un valore che io ci tengo che venga sottolineato è un aspetto umano, quindi una grande predisposizione all'ascolto dei cittadini e grande disponibilità a servire i cittadini proprio nell'ottica che abbiamo affrontato questa campagna elettorale, politica a servizio dei cittadini. Quindi tutti gli assessori che verranno delegati dal sottoscritto dovranno avere questo atteggiamento appunto nei confronti di questo impegno che andranno ad assumere. Un altro neosindaco al lavoro è quello di Castello di Godego, Diego Parisotto, conosciamolo. Io ho sempre detto in campagna elettorale, passatemi il termine, io sono il capitano di una squadra, noi vogliamo vincere il campionato, il singolo magari ti fa vincere una partita o due, la squadra mi ha fatto vincere il campionato e adesso con questa squadra qua vogliamo amministrare Godego, io sono pienamente convinto che lo faremo bene. Nel nome della squadra, Diego Parisotto ha conquistato così quella Castello di Godego nella quale vive da sempre. Per il 42enne alla guida della lista trasversale Progetto Godego la responsabilità di voltare pagina. 41% di voti per superare di gran lunga l'avversaria Barbara Gardimanne e cominciare già fin d'ora a pensare alle prime mosse. Ci sono diverse cose da fare, dalle piste ciclabili che mancano, dai sottopassi che sono un'esigenza fortissima che insomma, i cittadini ce lo hanno chiesto a gran voce, anche se dipende relativamente dall'amministrazione perché lì c'è un discorso regionale, c'è un discorso di ferrovie statali per carità, però il Comune deve in tutti i modi far sì che queste cose si realizzino in tempi brevi e più veloci possibili. Dopo c'è anche tutto un discorso legato alle associazioni e un discorso legato alle assistenze da dare alle persone, ecco questa è una cosa che possiamo già iniziare a fare da subito. Molti i punti del suo progetto ma anche un impegno cruciale per la vita del paese. A Godego ci sono 58 associazioni. Ognuno fa delle cose diverse, però sono il vero polmone di Castello di Godego, sono loro che fanno vivere anche per certi aspetti o danno un servizio ai godigesi che è vitale. Noi vogliamo tenere vivo questa fiamma. Dalle polemiche delle sagre alle prese con le restrizioni per la sicurezza alla festa del raduno Triveneto degli Alpini, tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso per parlare di un tema che abbiamo già affrontato, cioè quello degli organizzatori delle sagre, delle fiere, alle prese con norme sempre più stringenti a livello di sicurezza e che spesso si vedono costretti a rinunciare per questioni di tempistica. È accaduto a Castagnole di Paese, l'ultimo caso. La festa parrocchiale che si svolge da anni a Castagnole di Paese quest'anno non si farà. Fora Fase, evento dedicato ai giovani, era in programma nel fine settimana dal 21 al 23 giugno. Ma all'ultimo momento gli sforzi degli organizzatori si sono dovuti infrangere di fronte alle nuove e più stringenti norme per la sicurezza. Impossibili da mettere in atto in tempi brevi, visto che le disposizioni sono arrivate soltanto venerdì. Di conseguenza, dopo poche ore è comparso l'annuncio sulla pagina Facebook della manifestazione. Annullata, arrivederci al 2019. Delusione, ma la consapevolezza di aver agito con la necessaria prudenza anche nei confronti di chi avrebbe dovuto rispondere di eventuali mancanze. Una rinuncia però che ha sollevato polemiche e non solo a Paese. La pioggia di norme che rischiano di annullare tanti eventi di proloquio e associazioni preoccupa e intimorisce. E così a Paese la gente si divide fra favorevoli e contrari, fra chi pensa ci sia troppa burocrazia e chi è consapevole che la nuova normativa sia a fin di bene. È giusto che ci sia
che sia di accorgimenti e di robe che vengono fatte come che essere fatte per la sicurezza anche di chi che va, diciamo, sottoposto, ecco. Le istituzioni devono garantire che i momenti di festa si possano svolgere nella massima sicurezza e tutti devono lavorare in questo senso. Impossibile non leggere come una risposta in diretta ai fatti di Castagnole le parole del prefetto Laura Lega, pronunciate oggi a commento del raduno triveneto degli alpini. Il prefetto, oltre a complimentarsi con alpini e forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto, richiama un ruolo più attivo e responsabile agli organizzatori di eventi pubblici. L'obiettivo di tutti deve essere quello di realizzarli al meglio, assicurando l'assenza di pericoli per chi vi partecipa e chi vi lavora. Un obiettivo che condivide anche Amedeo Lombardi, organizzatore di un evento di tutt'altra dimensione, l'OM Festival. Purtroppo il mondo è cambiato e la sicurezza è diventata un must di tutte le manifestazioni. Gli organizzatori devono rendersi conto, mettendo in sicurezza quelle che sono poi le persone che arriveranno ai loro eventi. Lo accennava nel servizio Nicola Marcato, i complimenti del prefetto per l'ambito sicurezza che ha contornato la festa del raduno triveneto degli alpini, raduno triveneto che nella sua giornata più importante, quella di ieri della sfilata, Antena 3, ha seguito in diretta, come ben sapete in tanti, perché in tanti l'avete vista, un ascolto record per la nostra emittente, sia per il ring speciale andato in onda sabato sera proprio da Vittorio Veneto, sia per la diretta di ieri ovviamente con la sfilata delle penne nere. In 30.000 lo sfilamento, in almeno 40.000 lungo le strade, in centinaia di migliaia davanti agli schermi della nostra emittente. Ascolti record per la lunga diretta del raduno triveneto degli alpini a Vittorio Veneto nel centenario della fine della Grande Guerra. Una nottata di festosa attesa, sabato in piazza e per le vie della città, poi ieri, grazie anche al sole, l'entusiasmo per gli alpini è esploso in tutta la sua forza. E Vittorio Veneto questa mattina si è alzata incredula, non pensava di assistere a una 3 giorni alpina di questa portata. L'omaggio del governatore Luca Zaia ai Vessilli, Zaia che in tribuna d'onore ha ritrovato il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, con cui sta trattando l'autonomia del Veneto. Sfilano le sezioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, gli alpini che hanno fatto la storia, gli alpini che hanno combattuto la guerra di 100 anni fa in casa propria sulle proprie montagne. Sfilano i neosindaci di Vicenza, Francesco Rucco, e Treviso, Mario Conte, sfilano i labari delle comunità del Piave, sfila la sezione di Treviso. Vogliamo dire che la terra del Piave, del Grappa e del Montello, la terra del centenario, la terra delle medaglie d'oro al valor civile concesse alle comunità della sinistra e della destra Piave, sfollate dalle proprie case, allontanate dalla propria terra, è qua che sfila orgogliosamente nell'anno del centenario. Palloncini dai ragazzi per chiedere che dalla guerra nasca un mondo di pace, poi l'epilogo con il passaggio della stecca tra Vittorio Veneto e il suo presidente di sezione Francesco Introvigne e gli amici di Tolmezzo, sede della Dunata Triveneta del 2019, con la città della vittoria che a novembre attende il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che per il prossimo futuro spera in un'investitura ancora più prestigiosa da parte dell'ANA, come ha annunciato il sindaco Roberto Tonon. La gioia che abbiamo provato adesso si trasforma in desiderio, il desiderio di fare la stessa azione che stiamo facendo noi passando la stecca agli amici della sezione carnica. Ci aspettiamo che fra 2, 3, 4 anni Vittorio Veneto riceverà la stecca per una adunata nazionale. Per il bosco delle penne mozze, per i luoghi dell'anima e del cuore non solo dei trevigiani ma dell'intero mondo alpino nazionale. Allora, dopo il grande successo della diretta di ieri, Antena 3 ripropone la sfilata delle penne nere del raduno triveneto degli alpini lungo le vie di Vittorio Veneto, come abbiamo visto nel servizio. Dunque domani e mercoledì, quindi martedì e mercoledì dalle 21:15, 2 serate per rivivere insieme a voi una giornata indimenticabile insieme agli alpini. Continuiamo a parlare di celebrazioni, inoltre 300 tra carabinieri e familiari sabato scorso hanno ricordato i fanti italiani che proprio un secolo fa sono caduti nel corso della battaglia del solstizio. Tra le cerimonie organizzate dagli ex carabinieri del 13° Reggimento Gorizia, a Noventa di Piave, a Fossalta e a Fagarè,
dove c'è stata la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario. Tra le autorità presenti il comandante provinciale colonnello Gaetano Vitucci e l'ex vicecomandante generale dell'Arma, il generale Sergio Colombini. Nel corso della cerimonia ricordati tutti i carabinieri da Podgora a Nassiriya caduti per la patria. Le celebrazioni sono concluse sul greto del fiume Sacro alla Patria, dove un'altra corona commemorativa è stata lanciata tra le acque sulle note dell'inno del Piave. E fanti in visita gli anziani ospiti della casa di riposo dell'Isra a Santabona ieri mattina. Il gruppo di Ponzano Veneto, guidato dal suo presidente Renzo Zago, ha partecipato alla messa celebrata come di consueto in casa di riposo da Donaldo Danieli, ex parroco di Paderno, e intrattenendosi poi con gli anziani, un modo per stare vicino agli ospiti della casa di riposo che hanno trascorso così qualche ora in compagnia dei fanti e delle patronesse, scambiando chiacchiere e sorrisi. È davvero tutto, però adesso vi ricordo la programmazione di Antenna 3, subito dopo di noi 20:10, e si continua a parlare di alpini perché con Ferdinando Varino in studio c'è Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, e quindi per un bilancio conclusivo della grande giornata di ieri, della 3 giorni di Vittorio Veneto. E poi alle 21:15 Ring, la politica alle corde, e quindi il caso Rom, il caso dossier Rom, le parole di Salvini in primo piano, ovviamente la politica, non solo il caso Rom ovviamente, ma certamente l'attualità ci porta a parlare di questa vicenda, di questo tema. Ospiti in studio l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico, Luigi Sabatino di Forza Italia, Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Alex Bazzaro della Lega, dalle 21:15. È davvero tutto, vi lascio allora le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni, vediamo il dettaglio di martedì 19 giugno. Sul Veneto splendida giornata di sole, sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori, possibili locali addensamenti sulle aree montuose ma senza altre conseguenze. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche sulla nostra regione sarà una bella giornata di sole, su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, possibili soltanto isolati addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia locali addensamenti sui settori di confine ma che non dovrebbero dar luogo a temporali. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.